Vuoi cominciare? Certo. Dai, siamo Pronti? Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Gatto. Ciao a tutti, bentornati a questa nuova stagione di Fucking Teen. Oggi abbiamo due ospiti d'eccezione, con Alessandro Tiberi. Ciao. E Margot Scicabogni. Complimenti, ciao. Io vi faccio una domanda, ma perché Bravo. questo titolo Fucking Teen? Le domande le facciamo allora, attieniti questo. Mi chiamo Patricia, io sono la presidente della radio LCU Radio che gestiamo noi, che siamo dell'associazione studenti. La radio è stata fondata per dare una voce agli studenti, ma anche per, tra virgolette, cazzeggiare. E una delle puntate che facciamo ogni giovedì a luna si chiama Fucking Teen e infatti la faccio con questi tre ragazzi che sono la voce della puntata e io faccio molto più la parte tecnica. E niente, la radio dall'anno scorso a questa parte diciamo è Si è sviluppata molto, Sì. soprattutto questo programma. Infatti abbiamo cambiato varie volte la sigla. Vabbè, modestamente siamo i più forti di tutti all'interno della Ci radio. riteniamo i ci più vogliono forti. gli altri. Pensa agli altri, pensa agli altri che so. Facciamo molte visualizzazioni e vi invitiamo a seguirci ogni giovedì. perché veramente diciamo una marea di te mostruose. Ci potete trovare su Facebook, LCU Radio, Dagli fastidio. sulla pagina Facebook Fucking Teen, numerosi, tutti venite ascoltate. tutti. Ciao a tutti! Ciao a tutti! E adesso la sigla! Olè! E fucking Teen. Così parte un'altra volta, e Fucking Teen. Tu stai lì che esplode la bomba. E Fucking Teen, vai così, parte un'altra volta. E Fucking Teen, tu stai lì che esplode la bomba. Partiamo. Combattere in inglese, rimane signore. C'è che non ha preso il tè agli sbalzi d'umore. Andrea è un tipo strano, Lui ha la barba rossa, va in camicia allo stadio e si piazza in porta. Emanuele si resetta andando in stand-by. È simpatico per maloso. Oh. Che cazzo fai? E ascolto Fucking Teen, Fucking Teen. E ascolto Fucking Teen. Kairos mi fa sto pezzo di sicuro successo. Io con te non c'esco, esco come Nicole.